viaggio nella mala politica italiana. 2 politici in sfida, 4 categorie da votare. Improvvisazione, cambio casacca, promesse elettorali e corruzione. E poi ci sono io che col mio voto posso confermare o rabaltare l'esito finale che assegnerà il titolo di il politico più infame. Siete pronti? Politici, via la sfida! Cari politici, mi avete regalato 2 giorni di mala politica eccezionale e per questo vi ringrazio. Prego. Adesso è arrivata l'ora di scoprire la verità e conoscere cosa ne pensate l'uno dell'altro. Certo. Allora, onorevole Cecchetti, cominciamo da lei. Tiri su la cloche francese. Che cosa legge? 24. Complimenti, onorevole Filipponi. Sì. Mano sulla cloche. 19. Ultimo. Ammetto che non me l'aspettavo, Onorevole Cecchetti, Sì. che voto ha dato al cambio casacca dell'onorevole Filipponi? 9. Devo dire che l'onorevole Filipponi in questi anni ha saputo riproporsi in tutte le correnti politiche, dal centrodestra al centrosinistra, passando per le liste civiche, i movimenti popolari, affermando una cosa e subito dopo il contrario. Dotato, devo dire, di una faccia di tolla Anche da Mona? che io onestamente gli invidio. Onorevole Filipponi, Sì. e lei che voto ha dato all'improvvisazione? 8. Ho dato 8. Grazie. No, era una capacità di adattamento fuori dal comune, Ma anche dentro del comune, perché sono stato anche sindaco. Cioè, pur non sapendo nemmeno dov'era, ha improvvisato un discorso per le vittime dell'alluvione, è veramente toccante, ha visto? Complimenti. Ha visto come mi sono commosso? Onorevole Cecchetti, che voto ha dato alle promesse elettorali dell'onorevole Filipponi? 1. Uno. È perché avevo grandi aspettative nei suoi confronti e gliel'ho pure detto. Oh, e meno male. L'inizio da manuale, più lavoro per tutti, verranno premiate le competenze, basta raccomandazioni. E che cosa ho fatto? Non ho forse assunto solo parenti ed amici? Di fronte a dover scegliere tra un plurilaureato competente ed una totale inetta, non ho forse scelto l'inetta? E chi dice il contrario? E allora? E non ti ho detto bravo, ma poi con l'ospedale lì mi sei proprio scaduto. Un politico serio e preparato deve promettere di costruirlo. Posa la prima pietra in pompa magna, ma i lavori non devono partire mai. Le ho detto che è stato per via del subappalto, ma tranquilli che i lavori si bloccano, non si fa nulla. Qui abbiamo a che fare con dei principianti. Le mostro io il vero professionista qua. L'altro giorno sono andato a posare la prima pietra per la costruzione di una nuova palestra. Non sapevo neanche dove appoggiarla perché era pieno di prime pietre, tutte già posate da me naturalmente. Ma questo è l'ABC, questo è la base della corruzione. A questo punto c'è la prova special, che in questo caso consisteva nell'intascamento di una mazzetta. Vediamo la clip. Eccezionali davvero tutti e due, siete stati abilissimi. Ma la rivisitazione della bustarella che cadeva dentro ai pantaloni fatta dall'onorevole Cecchetti è stata, non l'avevo mai vista, quindi è proprio una cosa innovativa. Grazie. Vabbè, comunque il titolo di politico più infame va a suspense o scopriamo all'onorevole Filipponi. Complimenti. Evviva. Inoltre come vincitore della puntata le vanno anche 5.000 euro. Eccoli qua. Che lei può investire in compravendita chi voti per le prossime elezioni. No, mi scusi, ma com'è possibile? Ero primo in tutto. Sì, vabbè, ma è mega corrotto l'onorevole Filipponi, scusa. Vabbè, comunque, bene, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima puntata per scoprire insieme chi sarà il politico più infame. A tal proposito, alla voce corruzione, cosa leggete?
7. 3. E per forza non c'è il tariffario. Sì, ma io prendo tutto quello che viene. E rovini il mercato così. Un politico serio deve averlo il tariffario. Fornitura di frutta e verdura ad un ospizio 10%. Ristrutturazione uffici comunali, offerta a partire dal 30%. Signori, questo significa essere dei professionisti. Cattivello, eh?